canto numero 461. Tu quando verrai, Signore Gesù, quel giorno sarai un sole per noi, un libero canto da noi nascerà, e come una danza il cielo sarà. Verrai, Signore Gesù, insieme vorrai far festa con noi, e senza tramonto la festa sarà, perché finalmente saremo con te. Tu quando verrai, Signore Gesù, per sempre dirai: gioite con me. Noi ora sappiamo che il regno verrà, nel breve passaggio viviamo di te. Nel nome del Padre e del Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. E fratelli e sorelle, oggi la liturgia ci suggerisce questo pensiero. Il destino finale di ogni uomo è l'incontro personale con Dio. Chi non ha il dono della fede attende quel giorno come l'immersione nel vuoto, ma per noi che abbiamo la fede, la conclusione del nostro vivere coinciderà con l'incontro col Padre, colui che ci ha voluti, che ci ha creato, che ci ha amato e che ora ci vuole felici con sé, partecipi della nuova vita. Che oggi è la festa, come sta scritto nel foglietto, oggi ricorre la 73esima giornata del ringraziamento e abbiamo tante ragioni per ringraziare il Signore. Per celebrare degnamente questa Eucaristia, allora chiediamo perdono al Signore delle nostre mancanze. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del Padre.
che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo. Lo Spirito Santo del Padre, preghiamo. O Dio, voce che ridesta il cuore nella lunga attesa dell'incontro con Cristo tuo Figlio, fa che non venga a mancare l'olio delle nostre lampade, perché quando Egli verrà siamo pronti a corrergli incontro per entrare con Lui alla festa nuziale per Cristo nostro Signore. Dal Libro della Sapienza. La sapienza è splendida e non sfiorisce. Facilmente si lascia vedere da coloro che la amano e si lascia trovare da quelli che la cercano. Nell'ossere previene coloro che la desiderano. Non si alza, chi si alza di buon mattino per cercarla non si affaticherà. La troverà seduta alla sua porta. Riflettete su di lei, infatti è intelligenza perfetta. Chi veglia a causa sua sarà presto senza affanni, poiché lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei. Appare loro benevola per le strade e in ogni progetto va loro incontro. Parola di Dio. Ho sete di te, Signore. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio. Dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te, l'anima mia. Desidera te la mia carne. In terra arida, assetata, senza acqua. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita. Le mie labbra canteranno la tua lode. Così ti benedirò per tutta la vita, nel tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi migliori, come labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Quando nel mio letto di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. Apostolo ai Tessalonicesi. Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con Lui coloro che sono morti. Sulla parola del Signore, infatti, vi diciamo questo: noi che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti, perché il Signore stesso, ad un ordine, alla voce dell'Arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo, quindi noi che viviamo
e che saremo ancora in vita insieme con loro nelle nubi, Signore in alto, e così per sempre saremo con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Vegliate e tenetevi pronti, perché nell'ora in che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio perché le nostre lampade. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche altre vergini e cominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità, io non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né giorno né l'ora. È parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, siamo ormai alla conclusione dell'anno. In queste 3 domeniche rimanenti, la riflessione della Chiesa riguarda la parousia, una parola tecnica, ma che cosa vorrà dire? La venuta gloriosa del Signore alla fine dei tempi. Questo ritorno di Gesù nella gloria è raccontato con 3 parabole di Gesù che concludono così il Vangelo di Matteo, con quel discorso che è conosciuto, quella parabola tecnica, discorso escatologico, cioè il discorso di Gesù riguardante la fine del mondo, della realtà umana. Gesù, dopo la risurrezione, prima di ritornare al Padre, aveva promesso che sarebbe ritornato nei tempi, ma l'ora
di quel ritorno nessuno la conosce, né gli angeli e neppure il figlio dell'uomo, ma solo il Padre che è il vero padrone della storia, non noi, lui, il Padre. Vegliate dunque, dice Gesù, perché non conoscete in quale giorno il figlio dell'uomo verrà. La vita dell'uomo sulla terra è un dono inestimabile del Creatore. Questo tempo concesso a ogni uomo è vissuto dai discepoli di Gesù come un tempo prezioso, un tempo di crescita spirituale, umano, spirituale, ma insieme come un tempo di attesa operosa, tempo utile, che un giorno ritornerà, in attesa naturalmente di Lui, che tornerà perché ha promesso. Ciò non significa per nessuno vivere nell'ansietà, dell'inquietudine, pensando a una minaccia che incombe. Significa invece vivere in consenso la propria vita, consapevoli che Dio ci è Padre, che un giorno lo incontreremo e che la provvisorietà di questo nostro povero mondo avrà la sua felice conclusione in Dio. Su questo sfondo di attesa, ecco la bellissima parabola di Gesù, le 10 vergini. Il regno dei cieli è simile a 10 vergini che presero con sé le lampade e uscirono incontro allo sposo. Di queste 10 vergini 5 sono stolte, cioè sono colpevoli di non aver preso sul serio la missione che era stata loro affidata e non avevano provveduto all'olio per le loro lampade che dovevano rimanere accese fino all'arrivo dello sposo. Dal punto di vista storico-culturale, se vogliamo una nota interessante, queste giovani erano delle damigelle d'onore che accoglievano e accompagnavano lo sposo alla casa della sposa e poi insieme andavano nella sala delle nozze. Come avvenne per le 10 vergini candidate alla festa nuziale, può accadere anche per tutti noi. Per tutti noi, a volte saggi, a volte anche stolti, spesso incuranti della missione che Dio ha affidato a ciascuno e perciò colpevoli di infedeltà. Poiché lo sposo tardava a venire, si addormentarono tutte le vergini. Gesù insiste sul fatto che il sonno accomuna tutte le 10 vergini. Non è facile restare vigilanti a lungo tempo. Chi di noi può dire di non aver mai avuto ore e giorni di stanchezza spirituale, lasciandoci andare, dimenticando i nostri doveri? Tutti abbiamo questa esperienza. Ma a mezzanotte un grido, ecco lo sposo, andategli incontro. C'è un ritardo nel non previsto all'arrivo dello sposo, però lui verrà senz'altro, ma l'ora non è conosciuta. Questa incertezza dell'ora non significa e non giustifica la nostra negligenza
e la nostra poca vigilanza. Dobbiamo saper vivere con interesse e con gioia l'attesa del Signore. Allora il nostro vivere acquisterà significato e valore e non parleremo stupidamente di nichilismo, oggi parola che sentiamo in tutti i cantoni, nichilismo, dove non c'è Dio, c'è il nostro nichilismo, questo è vero. La figura dello sposo che arriva all'improvviso è davvero un momento esaltante per chi attende lo sposo. Non è l'arrivo di un estraneo, di un fiscale che viene a controllare il nostro lavoro, che viene a vedere che cosa stiamo facendo. È l'arrivo dello sposo che ama, lo sposo innamorato, che porta con sé la gioia, che ci vuole tutti commensali felici alla sua festa, alla sua tavola. Con l'arrivo dello sposo tutte le vergini si svegliano e prendono le lampade con sé, ma le stolte, vedendo che le loro lampade stavano per spegnersi, chiedono aiuto alle compagne: dateci un po' del vostro olio. Ma queste rispondono: no, non possiamo perché non venga a mancare a noi e a voi, andate piuttosto a comprarvele. Ora, mentre questi andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Il tempo dell'attesa è finito. Ci sono dei tempi che dobbiamo rispettare. Per chi non sa prepararsi e provvedere per tempo ad accogliere lo sposo, non è concesso partecipare alla festa. Più tardi arriveranno anche le vergini che sono andate a provvedere l'olio e diranno: Signore, Signore, aprici. Da dentro lo sposo dirà: non vi conosco. Non vi conosco. Non è un rifiuto, è una constatazione. Dio, quando verrà, non si interesserà molto dei nostri bei progetti, dei molti propositi realizzati nella nostra vita, ma guarderà la verità della nostra vita vissuta con amore e con generosità nell'attesa dello sposo. Non basta la professione di fede per salvarci, ci vogliono anche le opere concrete dell'amore, cioè ci vuole quel bene compiuto a suo tempo, perché non mancherà per nessuno, è rappresentato dalle lampade cariche d'olio e sempre bene accese. Ora, quel vegliate di Gesù che abbiamo ascoltato all'inizio del Vangelo non è una minaccia per nessuno, no, ma è un invito a vivere l'amore come Lui ci ha insegnato, allo scopo di incontrare lo sposo quando verrà, ben preparati e nella condizione di essere accolti e riconosciuti da Lui come amici dello sposo. Per noi sarà la festa in casa del Padre. Facciamo la professione di fede.
creatore del cielo, della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, per opera dello Spirito Santo. Si è fatto uomo, fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, salito al cielo, siede a destra. L'uomo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito. Ti ha parlato per mezzo dei profeti. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e la vita del mondo. Fratelli e sorelle, il Signore ci invita a tenere accesa la luce della carità, attenti alle necessità gli uni degli altri. Supplichiamolo con fiducia perché ci duri la grazia di restare vigilanti. Diciamo insieme: ascoltaci, o Padre, per la Chiesa che attende il suo Signore, per i suoi pastori, per le vergini, per i contemplativi, per i giovani che chiami a seguirti in una speciale consacrazione, noi ti preghiamo. Per i cristiani che si abbandonano nell'indifferenza e per chi invece mantiene la sua lampada accesa, per chi sostiene la fede dei vacillanti, noi ti preghiamo. Per le famiglie che vivono senza speranza e nella tristezza, per i malati, per gli isolati, per tutti coloro che soffrono, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per la mano che il Signore continuamente ci tende, per i doni del creato, per le cose belle del mondo, per quanti faticano in terra e in mare, per assicurarci nutrimento e sostegno, noi ti preghiamo. Per la nostra comunità che, nell'ascolto della parola e nella mensa del pane eucaristico, apprende a riconoscere il Signore che viene, per i nostri fratelli più sofferenti e abbandonati, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Accogli, o Padre, l'umile preghiera della tua Chiesa. Donaci, mentre contempliamo la bellezza della tua creazione, di saper attendere con fiducia il compimento di tutte le cose nell'ultimo giorno, per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Padre, volgi benevolo il tuo sguardo su queste offerte, perché celebrando nel mistero la passione del tuo Figlio, vi aderiamo con amore fedele per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona, giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente, l'Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua divina maestà e insieme a loro proclamiamo la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione, il corpo, il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri, i diaconi e tutte le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo ora insieme, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri. Ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa. Tanta parola. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Il canto numero 311.
Nella notte, o Dio, noi veglieremo con le lampade vestiti a festa. Presto arriverai e sarà giorno. Rallegratevi in attesa del Signore. Improvvisa giungerà la sua voce. Quando lui verrà sarete pronti e vi chiamerà amici per sempre. Nella notte, o Dio, noi veglieremo con le lampade vestiti a festa. Presto arriverai e sarà giorno. Raccogliete per il giorno della vita, dove tutto sarà giovane in eterno. Quando lui verrà sarete pronti e vi chiamerà amici per sempre. Nella notte, o Dio, noi veglieremo con le lampade vestiti a festa. Presto arriverai e sarà giorno. Preghiamo. Nutriti dai tuoi santi doni, ti rendiamo grazie, o Signore,
imploriamo la tua misericordia. Per il tuo Spirito comunicato a noi in questi sacramenti, ci sia dalla grazia di rimanere fedeli nel tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Alcuni avvisi. Come è stato già detto, la Chiesa celebra oggi la 73esima giornata del ringraziamento per i beni della terra. Questa nostra madre terra, sorella e madre che, come dice Francesco, nutre con i suoi doni. La Coldiretta Provinciale ha scelto di celebrare la festa a Gevona del Friuli dopo la Santa Messa delle 10:30. Sul sagrato del Duomo si svolgerà la benedizione dei mezzi agricoli. 16 novembre, terzo giovedì del mese, ci sarà l'adorazione eucaristica come al solito alle ore 17 fino alle 18. Sabato 18 novembre in santuario vi sarà un incontro alle ore 18 per spiegare il senso della regola di San Francesco e la sua attualità 800 anni dopo. Relatore sarà il padre Felice Pol. Domenica 19 novembre le catechiste di Gevona offriranno mele a porta della chiesa per raccogliere fondi per la loro opera. E infine il 25 novembre vi sarà un concerto in santuario in onore di Santa Cecilia e del Beato Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I, che ricordiamo tutti. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, e buona giornata e buona festa di San Martino a tutti. Il 182. Giovane donna, attesa dell'umanità, un desiderio d'amore pura libertà. Il Dio lontano è qui vicino a te, voce silenzio, annuncio di novità. Ave Maria, Ave Maria, Dio t'ha prescelta, qual madre piena di bellezza, ed il suo amore ti avvolgerà con la sua ombra. Grembo di Dio, venuto sulla terra, tu sarai madre